Jungle. Jorginho, Hamsik può controllare e girarsi, ha spazio anche per caricare il destro, palla alta però. Vicino Mertens, il tocco è per lui, c'è una deviazione alla posizione regolare, Mertens, non c'era angolo di tiro. Ma essere pronti, andare in pressing al portatore di palla. Insigne scambia stupendamente con Mertens, Insigne davanti a Ederson, lo supera! Napoli in vantaggio! Delira il San Paolo! Insigne e Mertens, scambio da favola! 1-0! De Bruyne accompagna Agüero, il tocco largo per Sterling, arretrato, Agüero prepara il destro, diagonale deviato, sul fondo, si salva il Napoli. Sui piedi diventano pericolosi. Gundogan, cross con il sinistro, oltre tutti, pareggia il Manchester City con Nicolas Otamendi, 1-1. Chiude per un attimo Mertens, Gundogan al centro, non arriva Koulibaly, c'era ancora Otamendi, poi il colpo di testa sulla traversa di Stones. Momento di grande difficoltà del Napoli. Non riesce a passare per la chiusura di Hamsik, ancora Sterling però, riemerge con il pallone, trova la chiusura. Corner ora di Sané, colpo di testa sulla traversa ancora di Stones, con Line Technology, rete. Rete del Manchester City. Per controllare e rientrare, eccolo, Insigne prepara il destro, manda per terra Danilo, poi trova la traversa, poi Insigne al centro, Albiol arriva sul rimpallo, rigore, calcio di rigore per il Napoli. Jorginho, destro, a spiazzare Ederson, 2-2, ha pareggiato con merito il Napoli. Hamsik, corto per Mertens, controllo, apertura, stupenda, Callejon! Che poi manda in velocità Sané, 4 contro 2, Sané si fa tutto il campo, non riescono a fermarlo, nemmeno con un fallo c'è Isai, poi Agüero che punta la porta davanti a Reina e lo fulmina. Record di gol nella storia del Manchester City, 178 per il Curaghero, 3-2 per il City. Più breve per Sané, se ne va David Silva. Sané, mancino, oltre la traversa. Tocca un po' arretrato, Rog, dribbling, apertura per Callejon, il fuorigioco. Sulla corsa per Sané, lo attende, recupera Maggio, al centro Sterling, Bernardo Silva, sinistro Reina, tiene in vita il Napoli. 5 contro 3, cost to cost di De Bruyne, che allarga per Sterling, che prepara il destro diagonale, è finita al San Paolo. 4-2, Sterling la chiude con un altro contropiede da manuale. Audio Jungle.